allora eccoci qua, rientrati in studio. Allora, come avevo promesso, adesso vedremo un pochino i numeri dell'emergenza degli sbarchi in Italia. Come dicevo prima, un'emergenza che si è accentuata ancora di più in questi ultimi mesi, i primi mesi del 2015. Sicuramente l'influenza di questi episodi legati al terrorismo, l'instabilità, la guerra in Siria, in Iraq e in tutte le varie zone di crisi del medio orientali hanno spinto sempre più persone verso il nostro paese. Alle mie spalle c'è un grafico che riporta i dati che sono stati elaborati dalla Fondazione Leone Moressa. Allora, Enrico Di Pasquale, come dicevo nella presentazione, è un ricercatore di questa fondazione. Voi elaborate un po' tutti i dati relativi, avete il focus sul discorso immigrazione. Sì, esattamente. Il nostro, ambito principale di studio è l'economia dell'immigrazione, quindi generalmente ci occupiamo non tanto del fenomeno degli sbarchi quanto dei 5 milioni di stranieri residenti in Italia, quindi dell'economia che si muove attorno a questa fetta di popolazione. Chiaramente in questo momento l'emergenza sbarchi è assolutamente prioritaria, insomma, anche a livello mediatico, per cui anche la nostra analisi si è focalizzata su questo tema. Appunto interessante questa cartella, questo grafico che avete presentato. Allora vediamo anche l'andamento nell'arco degli anni. C'è un andamento assolutamente discontinuo. Sì, intanto questi sono appunto le nostre elaborazioni sui dati ufficiali del Ministero dell'Interno e appunto il 2014 è stato l'anno record da questo punto di vista e come vediamo i 170.000 sbarchi complessivi rappresentano più della somma dei 3 anni precedenti. Da considerare in questo grafico il 2011 era l'anno dell'emergenza Nord Africa, quindi delle famose primavere arabe, e fino all'anno scorso era quello considerato il punto di riferimento come picco massimo. Nel 2014 appunto ci si è resi conto già a metà anno che quel limite si stava superando e che appunto saremmo andati incontro ad una cifra assolutamente impensabile fino a pochi mesi prima. Adesso quest'anno invece, perché c'è poi la didascalia a fianco che dice dal 2015, gennaio e febbraio, tra l'altro credo che poi aggiungendo anche l'ultimo mese, insomma, i dati siano destinati a salire ancora, no? Sì, a livello percentuale. Esatto, purtroppo appunto il 2014 era l'anno record, ma sembra che il 2015 farà meglio appunto. E infatti i dati, ovviamente abbiamo gennaio e febbraio, in cui sono sbarcati quasi 8.000 migranti, e quindi con un aumento del 43% rispetto agli stessi mesi dell'anno precedente. Quindi appunto se questo trend si confermasse, anche il picco di 170.000 sarebbe facilmente superato. Avete anche delle previsioni voi oppure? No, beh, ovviamente è difficile, è un fenomeno chiaramente non facilmente prevedibile e non facilmente ovviamente controllabile. Certamente, come si diceva prima, la crisi di molti paesi africani, da cui appunto proviene la maggioranza di queste persone, sicuramente non si sta risolvendo, anzi. Ecco, senta, c'è una cosa particolare da dire anche, che nel 2014, non per tutto l'anno, ma comunque ha funzionato la famosa azione italiana Mare Nostrum, giusto? Perché mi pare che abbia finito l'operatività intorno al mese di ottobre-novembre, no? Sì, appunto Mare Nostrum è nato. Abbiamo anche la scheda successiva. Sì, cerchiamo anche appunto di fare un po' il quadro appunto di questa operazione, che poi, come sappiamo, adesso è stata sostituita dall'operazione Triton, che è gestita a livello europeo. Diciamo che Mare Nostrum non ha probabilmente avuto un effetto deterrente nei confronti degli sbarchi, nel senso che non ha diminuito gli sbarchi e i dati lo dimostrano. Raccoglievano sulle coste, non fa la fatica ad attraversare il mare, insomma. Ha avuto una funzione di, appunto, e questo era l'obiettivo, di salvare le vite umane
di queste persone, e appunto i dati sempre del Ministero dell'Interno parlano di circa 90.000 persone appunto soccorse in mare e a fronte, ripeto, dei 170.000 sbarchi. L'operazione Triton, appunto, che è subentrata a partire dal mese di novembre del 2014, in realtà è decisamente diversa. Vediamo la grafica successiva, vediamo la grafica successiva, cambia anche a livello di costi, tra l'altro. Sì, per almeno tre ragioni. Qua. La prima ragione appunto è la gestione, che non è più solamente italiana, ma è in capo a Frontex, che è l'agenzia europea per il controllo delle frontiere esterne, e quindi con una governance gestita dai diversi Paesi membri. Questo chiaramente è un problema, nel senso che difficilmente Paesi che non hanno a che fare con il fenomeno degli sbarchi prendono a cuore questa problematica, e questo lo vedremo anche più avanti. Una seconda differenza tra Mare Nostrum e Triton, che deriva dalla prima, è la modalità di intervento. Sì, certo. Triton non va, appunto, come si diceva prima, fino alle coste libiche a soccorrere, a recuperare certo, i barconi, ma si limita a monitorare le coste, le acque territoriali. E l'ultima, e forse la più importante differenza, è il costo, cioè appunto le risorse a disposizione di Triton sono molto inferiori, circa un terzo, rispetto a quelle di Mare Nostrum. Quindi anche l'efficacia, evidentemente, di questa operazione è limitata. Beh, quella poi sarà da vedere, perché comunque se nei primi 3 mesi del 2015 abbiamo già superato gli arrivi del 2014, vuol dire che indipendentemente dal fatto che possa essere... Scusi, posso su questo? Perché è interessante l'analisi, e a un certo punto si dice: ma Mare Nostrum ha avuto un effetto deterrente o no? E l'analisi è di tipo economico, cioè dice: io prendo il taxi oppure prendo il barcone per andare in Italia a lavorare. Questo vale per la migrazione non da luoghi di guerra. Infatti, sull'efficacia degli strumenti, noi adesso vediamo che con Triton, dove li aspettiamo che arrivino qui, no? Questa è un po' l'idea, non diminuiscono. Perché? Perché scappano da luoghi di guerra. Diminuiscono perché magari muoiono lungo la strada, di poco, perché poi chiaramente bisogna, sui grandi numeri questo effetto. Certo. Ovviamente, se la pressione è generata da una situazione di guerra, è difficile pensare a una scelta economica, cioè della serie: vado lì perché lì sto meglio. No, vado lì perché qui non riesco a stare. Allora, è chiaro che uno può scegliere di avere un approccio, diciamo, rigido. Dice: vabbè, non mi interessa perché vieni, io ti aspetto qui, se arrivi nelle acque territoriali dopo ci sarà l'accoglienza, eccetera. Questo va benissimo. L'essenziale, non ci prendiamo in giro sulle motivazioni della partenza. Le motivazioni della partenza: se abbiamo detto che la Libia è uno stato fallito, abbiamo detto che l'Algeria è uno stato fallito, abbiamo detto che in Siria ci sono adesso 2.000 persone che muoiono al mese, eccetera, eccetera. Sono già stati certo, un attimo solo. No, dicevo, è una situazione di guerra che genera una crisi umanitaria. Dopodiché, ognuno ha la sua opinione su come reagire a una crisi umanitaria. L'essenziale si capisca che è una crisi di tipo strutturale, cioè non è una crisi congiunturale, è una cosa che ci portiamo avanti finché lì ci sarà la guerra. Allora, quindi questo, certo. Poi vediamo le politiche. Certo, sentiamo Valdegamberi. Noi è ora di finirla di fare la politica ex post, sempre a tamponare quando qualcuno ha creato il problema. Allora, io sono per l'Europa, però per l'Europa non questa Europa qua, un'Europa che abbia dignità, alzi la testa, non sia sempre china e prona e rivolta agli Stati Uniti, che quando dicono devono andare là ad ammazzare qualcuno per portare la democrazia, pronti, si parte, tutti lì, e poi i problemi ricadono su di noi. Quindi occorre un'Europa fatta di un governo federale europeo che faccia una politica estera europea, una politica della difesa europea, superando tutti questi campanilismi, la Francia che va rispetto all'Italia e viceversa, meglio ancora declinata nei territori, superando anche gli stati attuali, fare un governo federato nei territori, tipo Stati Uniti d'America,
un'Europa che si preoccupi appunto di queste cose e non si preoccupi tanto semmai su altre questioni di tema etico come sui matrimoni gay o sulle adozioni oppure che quelle lasci a ogni singolo territorio decidere queste questioni. Certo, che possa decidere in maniera ma sta di autonoma. fatto che oggi invece l'Europa parla di tutto tranne che di cose serie. L'Europa non esiste, esiste solo un'Europa l'Europa è sempre stata monetaria, finanziaria, ma non esiste detto. l'Europa politica, e questa è la prima cosa da fare. Quindi un'Europa politica che alzi la testa, perché ora definirla che noi dobbiamo subire le conseguenze di scelte che noi ci siamo accodati ma sono partite da altri, perché questa destabilizzazione che è partita dall'Iraq, dove c'era un governo buono o cattivo che fosse come quello di Saddam Hussein, che quantomeno dove sicuramente c'era un ordine pubblico, sempre meglio dell'anarchia, dove c'era addirittura un vice premier, allora Tareq Aziz, che era addirittura cattolico. Oggi le minoranze cristiane, cattolico cristiano, non cattolico però cristiano, e oggi vengono perseguitate, viene distrutto il patrimonio artistico, architettonico, cose che Saddam Hussein non ha mai fatto. E quindi noi lì avremmo dovuto esportare la democrazia. Qualcuno ci ha spiegato che siamo lì per portare la democrazia perché questi hanno armi di distruzione che poi non sono mai trovate e tante certo, le motivazioni passato da lì, certo. Poi si è passato a Gheddafi, si è passato Assad perché si è passato all'Egitto con come si chiama? Mubarak, eccetera eccetera, e quindi poi si va lì, si sollecita questo, si mandano forze, si bombarda e poi si scappa. Eccoli qua i barconi, vediamo allora, se la regia ce li mostra. Scusa, Valdegamberi, scusa, eccoli qua si i vuole barconi. destabilizzare, perché secondo me il nemico da colpire è l'Europa. Non si vuole che nasca un'Europa con la propria capacità di contrapporsi ai due blocchi che esistono ancora e convivono ancora. Oggi siamo ancora rivolti, succubi, nonostante è caduta il muro di Berlino, dagli Stati Uniti da una parte e dalla ex Unione Sovietica dall'altra. Cosa bisognerebbe fare? Completare il processo di unificazione europeo, fare un'Europa federale, cancellare i stati attuali, fare stati federati con i territori, superamento, quindi fare un unico esercito europeo. Con la NATO se si fanno accordi, sciogliere le alleanze attuali, cominciare a dare dignità politica all'Europa, che oggi non ha, fanno politica estera con un ministro europeo che possa sedere Valdegamberi, queste sono le nostre mancanze, ma materialmente cosa dobbiamo fare per fronteggiare questa situazione? Aspettiamo che gli Stati Uniti ci dicano di bombardare un altro Stato, poi andiamo a bombardarlo anche noi. Questo l'abbiamo fatto fino adesso, basta, dobbiamo dire stop. Sì, ma il dramma, Stefano, è questo, che purtroppo tutte queste cose qua nascono perché sono volute. Così come questa Europa è voluta così e non deve cambiare, perché quell'azione destabilizzante che si vuole creare e che è stata creata nel mondo. L'ISIS è nata ed è uno Stato adesso, come diceva... Ma l'abbiamo finanziato fino a 6 mesi fa. Esatto, sì, ma è stata creata e voluta dagli Stati Uniti, certo. È stata armata dagli Stati Uniti. Abbiamo addestrati, preparati. E allora che cosa vuoi che facciamo? Cioè, a questo punto qua, l'Europa, questa Europa, non ha l'idea di che cosa si deve fare. Io sono d'accordo con te che bisogna cambiarla e che bisogna farla in maniera diversa, la testa un attimo, ma doveva nascere così. Scusa, sì. Bottaro, scusatemi, però io modestamente cerco di portare il mio contributo come operatore di polizia, lavoro da 30 anni e più in polizia, e prima cosa mi sento di non essere d'accordo con la premessa fatta dal professor Greco. Il professor Greco ha fatto una premessa che tiene conto del fatto che queste persone che stanno migrando, che si stanno affacciando sulle nostre coste, vengano qui perché provengono da aree geografiche dove ci sono le guerre, eccetera, eccetera. Io vorrei ricordare una cosa, che tutto il continente africano da tempo immemore vive una situazione più o meno di questo tipo. Quindi i conflitti sociali o le situazioni dove i diritti umani in quei paesi erano violati non è una cosa di ieri, non è una cosa dell'altro ieri, ma è una cosa che risale a tempi molto più antichi, voglio dire. Abbiamo visto dai dati proposti poco fa dal ricercatore qui a fianco a me che abbiamo avuto un'impennata dal 2011 al 2014 e segnatamente l'avremo anche nel 2015. Ma manca un dato, per esempio, un dato che vi posso fornire: è crollato all'incirca di 3/4 il numero delle persone che vengono espulse dal nostro paese. Faccio un esempio: se nel 2010 noi espellavamo
100 persone, oggi ne espelliamo 25. Ora, è cambiato l'approccio, ce lo dobbiamo dire, non ci dobbiamo prendere in giro, è cambiato l'approccio. Ora, sono scelte politiche, ma bisogna che tutti sappiamo e siamo consapevoli, siamo anche onesti intellettualmente, perché ci dobbiamo dire finalmente una cosa, che una parte, glielo dico con cognizione di causa, una buona parte di queste persone non ha alcun titolo di venire qui, di chiedere l'asilo politico, perché sa che cosa succede? Succede semplicemente una cosa molto semplice, a causa di una normativa tuttora vigente, di cui non ha colpa l'Europa, ma ha colpa esclusivamente il nostro Stato, ok? E cioè, chi viene nel nostro paese e alza la mano e dice sono richiedente asilo politico, cosa che spesso è anche indotta, ma va benissimo, no? Ormai la misericordia e la carità la si fa a chiunque, va bene, però bisogna essere consapevoli di cosa facciamo. Dopodiché inizia un percorso che non si arresta più, perché ci sarà l'eventuale diniego quando arriverà. Vi ricordo che non più tardi di qualche settimana fa sono state aumentate le commissioni, sono state portate altre 20 commissioni per gli asilanti, per i richiedenti asilo politico, che fioccano fior di gettoni di presenza. E qui cominciamo anche ad analizzare alcuni altri aspetti, diciamo così, che ci stanno dietro il fenomeno della migrazione. Perché il fenomeno della migrazione costa 36-40 euro all'incirca a persona, moltiplicato n persone. E questo chiaramente è un buon motivo per fare accoglienza. Certamente questa è, scusatemi, questa è economia. Nessun problema. Ho constatato poco fa dai dati proposti dal ricercatore che è l'unico dato in assoluta positività nella nostra economia o nel nostro sistema, diciamo, Italia. No, è talmente vero che abbiamo... L'economia in uscita questa, sì, qualcuno la paga. Però, scusate, lasciatemi finire. I ricorsi che di fronte agli eventuali dinieghi quando saranno presentati, guarda che siamo arrivati al punto che i nostri uffici immigrazione calendarizzano il ricevimento delle richieste di asilo politico nel 2016. Ora che questi andranno in commissione e che la commissione, accertati o meno i requisiti, perché così è la norma e che prevede, rifiuteranno eventualmente la richiesta di asilo politico, questi faranno ricorso beneficiando del gratuito patrocinio, anche questo un altro meccanismo che chiaramente genera quantità di denaro particolarmente significativa. Da 300 a 1000 euro costa un ricorso, mediamente dall'avvocato di strada. Ok, questa è la situazione. Dopodiché, una volta che il ricorso viene respinto, sa che cosa succede? Sapete cosa succede? Succede che il presunto asilante, richiedente asilo politico, lo ripresenta di nuovo. Non è che viene espulso, lo ripresenta di nuovo. Allora io dico una cosa, allora io dico una cosa, siccome qui ci sono delle persone che fanno politica, questo è quello che chiediamo, non stiamo chiedendo di non, io parlo come operatore di polizia, io non dico che la gente non debba venire, che tutte le cause storiche, bla bla bla, mi sta benissimo, ognuno ha la sua cultura, sono disponibile a mettermi qui a ragionare anche di queste motivazioni, però strumenti seri li dobbiamo avere, e cioè non può essere che andiamo avanti ad libitum. Io faccio ricorso al mio diniego che ho ricevuto come richiedente di asilo politico, certo, ad libitum, all'infinito, e rimango in Italia come un soggetto, diciamo così, che non si sa chi è. Perché, scusi, finisco, dobbiamo anche essere consapevoli che molti sono nigeriane, vanno a ingrossare le file della prostituzione, ci sono molti minori che non sappiamo più dove vanno a finire, e qui c'è la tratta degli organi o altro di mezzo. Di queste cose vogliamo essere consapevoli o la coscienza la lasciamo a casa e ce la mettiamo quando dobbiamo fare eventualmente attività politica o altro? Perché questo è un aspetto della faccenda secondo me rilevante, particolarmente rilevante, perché la differenza tra la tratta degli schiavi di 2 secoli fa, qui c'è sicuramente persone molto più esperte di me da questo punto di vista, non ha molta differenza poi alla fine, perché facciamo finta di non vedere le cose. Certo, è una situazione nella quale l'essere umano vale molto poco. Quanto pagano questi qua per salire sul balcone? Sì. Ma dopo c'è anche l'aspetto del business collegato. Non è proprio tanta gente poverina. Volevo dare la parola un attimo a Enrico Di Pasquale, prego. 6.000 euro per montare sul balcone. Sì, io vorrei aggiungere un altro elemento che può essere utile poi alla discussione anche sulle possibili soluzioni del tema. E quello che ha toccato appunto il
collega, il tema dell'accoglienza, che sicuramente in questo momento è un tema molto importante e molto difficile da sostenere per il nostro anche paese. Molto sentito, ci sono state vari sindaci, il problema è chiaro poche che polemiche. Sul dato che ho mostrato prima è chiaro che l'Italia non è preparata a un afflusso così massiccio di migranti, e lo dimostra appunto il sistema dell'accoglienza. Diciamo che i posti SPRAR, cioè il sistema per la ma abbiamo il grafico, eventualmente, se la regia vuole proporlo, diciamo eventualmente che lo possiamo vedere, vediamo se... nazionale di protezione per rifugiati e richiedenti asilo, gestito dal Ministero dell'Interno assieme all'ANCI, quindi ai territori, ai comuni. Vediamo se I arriva la posti grafica. sono stati aumentati nel luglio del 2014 a 20.000. Quindi chiaramente abbiamo visto l'afflusso che c'è stato l'anno scorso di 170.000 migranti, chiaramente questo sistema è impreparato, è insufficiente. Sarà sempre insufficiente finché non cambiamo le leggi. Quindi questo a cosa porta? Porta a utilizzare le famose strutture temporanee. Ecco qua che le abbiamo, se le propongono anche per i telespettatori, vediamo un po' di numeri. Dicevo, non solo i CARA, che sono comunque strutture governative, ma proprio le famose strutture temporanee, che sono gli alberghi, che sono le scuole in disuso, e che sono il grosso in questo momento del sistema dell'accoglienza in Italia. Circa la metà, cioè 36.000. Esatto, cioè 36.000 posti su 60. Il paradosso, scusa se ti interrompo, la settimana scorsa mi viene da me, intanto avendo fatto calciatore sociale, mi vengono dei poveri italiani che qua magari, che uno con lo sfratto dalla casa della Ater pubblica, il quale ha perso il lavoro, mancano 5 anni, disperato, con una bambina che la vogliono togliere perché lui non ha i soldi per mantenere, invece di aiutarla bisogna portarla via, spaventato, dice mi portano via la figlia, no, chiamami, che se c'è qualcuno così crudele che invece di aiutarti ti porta via la figlia invece di darti l'aiuto perché tu non riesci a portare reddito, perché non riesci a trovare lavoro, ha dei problemi che fisici e non riesci a trovarlo, ebbene questo signore qua va in comune, gli danno 50 euro con le bollette perché non riesce nemmeno a pagare le bollette, gente in albergo che mangia, beve là, che erano lavoratori libici, non era gente che veniva che bene o male, per esempio cingalesi, a poco alla distanza da casa, per la carità, niente di personale con queste persone, però pagate dallo Stato 30-40 euro al giorno, là a far niente, a guardarsi, ma scusa, non si poteva portare nel loro paese e aiutare le nostre persone? Scusa, sì, ma queste persone non ricevono i 30-40 euro. No, so, ma mangiano, bevono, stanno lì, ma lui farebbe cambio, potrebbe che lui a mangiare e bere, lui che non ha difficoltà a mangiare, abbiamo fatto una colita tra amici per dargli da mangiare a questa persona. Dai un po' di dignità, vuol dire, ma scusa, ma cosa diciamo a sta gente? Anche lui adesso prenderà il barcone, verrà qua, così anche lui avrà il diritto, ciò che un italiano normale in una situazione di difficoltà non ha in questo paese. Valdegamberi, un attimo solo, volevo farvi ascoltare l'intervista che abbiamo fatto a Matteo Salvini, che ieri era a Padova, e appunto gli abbiamo posto la questione degli attentati, di quanto è avvenuto in Tunisia, e poi sentite anche l'iniziativa che hanno per il mese di aprile. Dopo Tunisi, innanzitutto bloccare Mare Nostrum, Triton, o come diavolo si chiama, difendendo i confini. Secondo, reinvestire i soldi che risparmierei con Mare Nostrum per l'apertura di centri di accoglienza e smistamento in Nord Africa, come suggerito anche dall'ONU. Terzo, subito via le sanzioni contro la Russia, e la Russia la porto al tavolo per dialogare contro l'estremismo islamico. È un attacco contro l'Italia, perché in Italia c'è un governo molle, un governo che concede qualsiasi cosa a chiunque la chieda, e quindi l'hanno detto, vogliono arrivare a Roma, vogliono arrivare a Milano, vogliono arrivare a Venezia, e c'è qualcuno che vuole agevolare questo percorso. Mi sento tutt'altro che protetto dall'attuale sistema di sicurezza italiana. L'11 e 12 aprile saremo in 1000 piazze in tutta Italia e in oltre 300 piazze in tutto il Veneto, e distribuiremo i moduli che il generoso Stato italiano distribuisce a chi sbarca a Lampedusa, perché ci siano anche tanti disoccupati, pensionati, cassintegrati, artigiani rovinati che facciano domanda di asilo politico. Ecco, era questo il motivo, Valdegamberi, proprio effettivamente perché... il paradosso c'è, insomma, ci sono persone dei nostri che effettivamente soffrono tutti i giorni e non hanno lo stesso tutela che hanno persone, per la carità, con anche loro i loro problemi, ma come ha detto prima giustamente abbiamo delle norme oggi che, che veramente non ci sono proprio. Non ci sono proprio norme, quanti morti ci sono stati suicidi per questi problemi? Ma uno che ieri, uno che altro ieri, due di questo nessuno si interessa. Quella è l'altra emergenza. Non interessa a nessuno il fatto che gli italiani perché c'è il business,
c'è un vedi, business allora, legato lì, c'è ecco. gente che ci mangia, c'è un business attorno, dalla vita a tanti che ci mangiano. Siamo d'accordo, siamo d'accordo. Luciano Greco. No, allora, il modo migliore per non risolvere i problemi è confondere le acque. Allora, primo passaggio. Io sono, per esempio, sono d'accordo che le forze sindacali facciano politica, quindi secondo me è assolutamente legittimo. Quindi la domanda numero uno è a Ballestriero: da quando è cambiato l'approccio? Perché se io guardo i dati sulle regolarizzazioni degli immigrati, io osservo che quando c'erano governi di segno diverso da quello attuale, le regolarizzazioni erano tante, possiamo fare numeri. Ci sono risultati. Noi abbiamo avuto il 10% di regolarizzazioni rispetto al totale dei migranti presenti in Italia, quindi 500.000 persone, fra il 2009 e il 2011. Allora, il punto fondamentale è... Qui erano persone parlando... che siamo in grado di trovare, Perfetto, le abbiamo tutte quante foto segnalate. Perfetto. Ma Questi infatti, no. Se mi fa finire un Prego. attimo. Cioè, secondo me noi stiamo confondendo due cose. Due sono i casi. Prima eravamo tutti d'accordo qui dentro che c'è la guerra in Africa. Mi sembrava. Adesso non c'è più la guerra. Adesso rimandiamo, dice Salvini, facciamo i centri di accoglienza direttamente in Africa. Beh, questo è quello che suggerisce anche le Nazioni Unite. Chi ci va? Dove? Mi dite dove li fanno adesso? In Libia? Allora, bisogna parlare di cose che sono fattibili. Dopodiché mi fa piacere anche che Salvini sia d'accordo con Matteo Renzi di andare a chiedere a Putin di dargli una mano di stabilizzare l'Africa. Almeno su questo sono d'accordo. Però il punto è, dobbiamo separare gli aspetti di tipo burocratico. Io sono d'accordo sul problema delle espulsioni, c'è un processo c'è la procedura, ha una serie di problemi, io su questo sono perfettamente d'accordo. È fatta apposta per che non arriviamo mai alla fine, Siamo d'accordo su questa cosa. È così? No, ma non c'è non è neanche difficile modificarla però. Non c'è problema. No, non c'è problema, però perché non la modifichiamo? Perché io faccio sindacato e non faccio politica, però lei fa politica. E a questo punto io mi aspetto che la politica prenda un provvedimento. E il provvedimento serio, immediato, potrebbe essere questo. Così capiamo, separiamo il grano dall'olio. Quindi separiamo coloro i quali vengono qui in maniera strumentale. E ce ne sono tanti, mi creda. Ma nessuno sta dicendo che su questo però stanno prendendo in giro anche lei. Stanno prendendo in giro anche lei, stanno prendendo in giro anche me. Se mi fa finire, prego. Diciamo, magari posso esprimere il pensiero. Prego. Allora, il punto fondamentale è che sulla procedura, quindi sul fatto che abbiamo troppa burocrazia, lo diceva prima il consigliere regionale, esiste troppa burocrazia nelle forze di polizia. Allora, sburocratizziamo i processi, velocizziamo le procedure di riconoscimento, eliminiamo la doppia procedura. Su questo siamo d'accordo. C'è una percentuale troppo bassa di risposte alle domande. Queste cose vanno semplificate. Lei dice io faccio politica, io faccio il professore universitario, mi candido adesso alle elezioni regionali. No, c'è una bella differenza. Nel senso, io l'ho già accreditata come vincitore. Sono già vincitore, adesso sono arrivato già al Ministero dell'Interno, quindi mettiamo a posto il... No, perché è importante cercare di capire il problema. Allora, se noi neghiamo, noi possiamo anche essere d'accordo che il problema non sia la guerra nel Nord Africa. Lei dice la guerra in Africa c'è sempre stata. A memoria mia, in Nord Africa no. Di conflitti. Io le ho portate... Beh, i conflitti, guardi, una cosa è anche di violazione di diritti. La violazione dei diritti umani sotto una dittatura è più stabile, notoriamente, di una guerra civile. Questo è il problema. Poi, con questo, semplicemente io sto segnalando che se l'incentivo a lasciare il paese è troppo forte, noi possiamo anche immaginare qui, giusto per tranquillizzare i telespettatori, per dargli una storiella, la solita illusione del dire basta, non li vogliamo, adesso non arrivano più. Non funziona così. Non funziona così. Non funziona così. Bisogna trovare risposte corrispondenti. Allora, quello che diceva prima Di Pasquale, abbiamo strutture di accoglienza sottodimensionate rispetto ai problemi che dobbiamo affrontare. Abbiamo strutture di accoglienza che costano di più di quello che potrebbero costare. Queste procedure sono state predisposte alcuni anni fa, con governi di centrodestra, con la filosofia dell'emergenza, con la filosofia che guidava anche la protezione civile, con la filosofia abbastanza comune sbagliata Italia, no? Che porta a meccanismi corruttivi. Allora, sono d'accordo. Regolarizziamo tutta la procedura, sia nella parte burocratica di cui si occupava prima Ballesterio, e sulla quale io sono d'accordo, ma regolarizziamo anche la procedura. Dobbiamo avere strutture adeguate, cioè noi in Veneto non abbiamo una struttura, diciamo, formale, abbiamo soltanto strutture speciali. Allora, se vogliamo velocizzare i processi,
noi dobbiamo avere anche delle strutture di accoglienza e anche una politica un po' più strutturata. Altrimenti noi possiamo raccontare ai cittadini che noi bloccheremo in qualche maniera un flusso. Non ho detto questo io. Ma poi non succede. Quindi i cittadini vedono Chiedo che che venga regolarizzato. Non è successo neanche nel passato. No? Questo è il Professore, ma mi pare di capire, flussi, prima diceva il rappresentante delle Valeano. forze di polizia, che il problema è che non è questione di razionalizzare, velocizzare i processi, è che non si arriva a capo di nulla, perché se anche il processo viene finito. condannato, Certo, e comincia uno di nuovo, la legge Certo. permette praticamente di non arrivare ad alcun risultato, quindi cosa serve? E spendendo soldi che Teniamo presente che questa è tutta gente che arriva qui senza documenti, Siamo d'accordo. che non si vuole far fotosegnalare e noi non abbiamo strumenti per poterlo fare. Ma lei sa che se si identifica nel nostro paese, rimane nel nostro paese. Se riusciamo a identificarli. Perfetto. No, se riusciamo, perché dobbiamo usare la forza. Molti di questi non vogliono restare nel nostro paese. Ma infatti Certo, dei e questo 170.000 che sono arrivati, è uno più degli di aspetti 100.000 che è hanno stato tagliato utilizzato l'angolo. pretestuosamente. Scusa Ballestieri. Perché poi dopo, quando arrivano in Austria, tornano indietro. Sono d'accordo, ma il problema, come diceva prima, io sono d'accordo per esempio con il discorso che l'Europa su questo, cioè non è verosimile che l'Europa spenda un terzo di quello che spendeva l'Italia da solo per un'emergenza di queste proporzioni. Qui secondo me, adesso anche contro la politica che ha fatto il mio partito, insomma, lì bisognava essere un po' più solidi sulla trattativa in sede europea. Abbiamo fatto finta di avere il ministro degli esteri, dopodiché su questi temi non abbiamo fatto granché. Ci vuole un'Europa più solida su questi temi, però non affumichiamo la testa delle persone raccontandogli che siamo in grado di bloccare dei flussi quando in realtà siamo di fronte a fenomeni epocali. Perché o c'è la guerra e allora è un fenomeno epocale, oppure non c'è la guerra. Scusa, interrompo. Anni fa, se ci ricordiamo, c'erano gli sbarchi dall'Albania. Ma non c'era la guerra in Albania. No. C'era disordini, c'era di tutto, c'erano sbarchi, c'erano queste folle. A un certo punto io credo che abbiamo oggi i mezzi per vedere una formica che cammina sulla spiaggia di Tripoli, se vogliamo. È possibile che non si può bloccare senza ammazzare nessuno, distruggere certo, ma sistematicamente tutte le imbarcazioni. Esatto, Sono lì. certo. Abbiamo i mezzi aerei, tutto abbiamo. Lo sa come è stato risolto il problema in Albania? Il problema in Albania è stato risolto è stato risolto come diceva lei. In Albania c'è stata una fase di stabilizzazione della situazione politica aiutata dai paesi europei, dopodiché l'Italia, le forze di polizia italiane sono andate in Albania a fare le operazioni di controllo. Certo. Ma devi avere un paese stabile per fare questo. Chi è che l'ha reso stabile la Libia? Chi l'ha reso stabile deve pagare il figlio di andare a stabilizzarlo. I francesi dov'è lì? Ma su questo siamo d'accordo, però l'Italia... Scusate un momento, volevo far intervenire il professor Casa. No, ma a me piace questa discussione, perché chi è che va a stabilizzare? No, se vanno i francesi si fregano tutto. Allora andiamoci noi, riprendiamoci la Libia. Chi è che manda? Chi è che manda? Mio questo, figlio? Mandi tuo figlio? Chi mandiamo? Dai. Allora, però a bombardare siamo stati capaci. Allora, c'era basterebbe anche comunque Cicerone che diceva cui di rimandargli indietro le barche, per esempio, basterebbe. E invece continuiamo a rimandargli indietro, professore, le barche. Tre non le date. sequestriamo. 8 luglio, se no non parlate tutti quanti. 8 luglio 2013. 3 settembre 2013, 28 aprile 2014. Io provocherei una ricerca per vedere se a seguito di queste tre date l'incremento dell'immigrazione è diventato esponenziale. Allora, 2012, se vogliamo vedere la... Sì, se rimettiamo la grafica di prima, allora la prima grafica sull'emergenza sbarchi. Vediamo. Siamo nel 2012 e siamo a 13.267. Poi improvvisamente, l'8 luglio 2013, Papa Francesco, degnissima persona, santo, è andato a Lampedusa e ha detto ben vengano, poveretti. No? Il 3 ottobre hanno aperto Mare Nostrum, il 23 aprile Obama è stato a Roma a parlare col Papa. E faccio una provocazione, vorrei vedere il picco che è avvenuto. Prima le navi aspettavano i poveri disgraziati in mezzo al mare. Dopo l'arrivo di Obama, le navi italiane sono andate a prenderli
nelle acque territoriali libiche. E addirittura hanno detto dammi la barca indietro perché ho bisogno di spostarne degli altri. No. Siamo ridicoli, ridicoli. Ma non lascia stare gli aggettivi. Io sto guardando la storia e abbiamo un picco che arriva a 170.000, quest'anno diventeranno probabilmente 250.000 o giù di là. Poi migreremo noi. Ma cui bono, cioè a cui prodesta, a chi giova? Allora l'instabilità in questo momento, ma voi pensate che c'è qualcuno che controlla quanto petrolio ci freghiamo noi dell'Agip in Libia? Io ho il dubbio, perché sicuramente quello che va a dire vi state fregando il petrolio, ci sarà sicuramente una persona cattiva che gli sparerà, no? Quello che l'operazione Iraq, che noi abbiamo detto la guerra è fallita, non è vero, è stata fruttuosissima. Io mi ricordo Bush che ha detto adesso che abbiamo preso finalmente il prezzo del petrolio crollerà. Guarda caso è arrivato quasi $200, no? Addirittura si vendevano i pozzi petroliferi già utilizzati e dismessi, perché il costo del petrolio oltre il 50% di allora non conveniva più l'estrazione. Arrivando a $200 al barile, allora vendevano il pozzo di petrolio perché potevi continuare a pompare e c'è gente. Le compagnie aeree sono andate in crisi perché vedendo il prezzo del carburante crescere esponenzialmente ogni giorno hanno fissato il prezzo del carburante a un certo livello dicendo così se cresce io l'ho pagato meno e così posso essere concorrente. Dopodiché, fatta questa bellissima operazione, per gli americani su questo sono bravissimi, ricordo la crisi del 29 e ricordo la crisi ultima, sempre partita dall'America. Bene, allora le compagnie aeree stanno pagando il prezzo del petrolio a 150, 120, 130 dollari al barile e oggi è a 40, 37, 36. Allora è inutile che noi ci incavoliamo perché il negro arriva in Italia, forse quello dell'ISIS, eccetera. Cui bono, diceva Cicerone. Il professore no? ha fatto una bella osservazione. Infatti io mi sono chiesto come mai c'è questa instabilità, per esempio in Libia, dove abbiamo grandi pozzi, grandi interessi, non ho mai sentito lamentarsi nessuno dell'ENI, dice guarda c'è rischio questo, nessuno rischio. Come mai? Volete sapere il dispetto che Saddam Hussein ha fatto all'America dopo la prima guerra del Golfo? Ha incendiato i pozzi petroliferi e adesso andate a pescarvi là. E loro certo finché non sono riusciti a spegnere, non riuscivano a pompare petrolio, se no non c'è nessun controllo sul petrolio, riempivano. E c'era che il petrolio iracheno usciva dalla terra, veniva caricato sulle navi, veniva portato in America e rimesso sui vecchi pozzi petroliferi esausti. Perché si è creato una quantità a costo zero, costava più il trasporto del petrolio. Ditemi chi può impegnarsi a dire ci state fregando il petrolio? Nessuno. In una situazione di questa, certo. Esatto. E questo è solo un aspetto. Allora, nelle guerre ci sono sempre delle altre guerre. La guerra non è mai così, cioè gli austriaci contro gli italiani, ci metti la bandiera, ma dietro ci sono ben altri interessi e molto più complessi e ci sono anche delle guerre sotterranee che non emergeranno mai. E questo è il fatto. Questo sta succedendo. In Libia la destabilizzazione consente di portare a casa quantità di energia senza nessun controllo. Pagando nessuno perché non c'è. Ma pagano anche l'ISIS, ma quanto possono pagarlo? Devono accontentarsi, non è che l'ISIS batte cassa, dice no, non vi do il petrolio perché se no non me lo pagate troppo poco, dice dammi i soldi che poi faccio disastri, no? Certo. A questo poi si aggiunge poi il business, questa è una lettura molto perché dalle coste libiche partono indisturbati anche migliaia e migliaia di profughi. Allora, quel signore poveretto che non riesce a pagare l'affitto e l'altra signora che non riesce a sbarcare il lunario sono vittime di questa guerra. Ma cosa sono? Sono incidenti di percorso, non contano. Contano più gli immigrati. Cioè lo Stato di diritto italiano il diritto è il contrario del rovescio in Italia. Non esiste il diritto come possibilità di avere ragione e
agganciata a determinati principi per cui io posso effettivamente chiedere giustizia. No, non conti niente. Allora cosa si fa? Si parla uno contro l'altro e si cerca di convincere la gente che io ho ragione. Ma nessuno ha ragione in questo momento. O veramente noi ci mettiamo nell'ordine di idee di gestire l'Europa, perché l'America ha fatto 2 operazioni. La prima operazione è stata quella di portare l'euro al livello mai visto e di inchiodarlo là. E finalmente Draghi l'ha sbloccato, perché era una cosa impossibile. No? La seconda operazione è questa. Attenzione, questa è la seconda guerra fredda. Sì, sì. A tutti gli effetti. Questa è una guerra fredda che durerà perlomeno i prossimi 40 anni, perché ci vogliono i cattivi, sono indispensabili. Bene, dobbiamo andare in pubblicità e poi rientriamo. Qualche minuto, TV7 Match, a tra poco.